fate un po' di colazione, vi lavate in attesa che qualcuno si muova, perché così non è possibile vedervi. La svolta è arrivata poco dopo mezzogiorno, quando sotto i portici davanti alla chiesa di San Vito è arrivata Mirella Tuzzato, anima di veneti schiacciati dalla crisi. Mirella, che ha portato ai migranti accampati una buona notizia: un suo telespettatore si è fatto avanti facendosi carico di una settimana di vitto e alloggio in alberghi e strutture dell'Interland. È un imprenditore del posto. Che Ha visto questa situazione e dice: io metto la mia goccia nell'oceano, non voglio essere visto, però la metto tramite te, vai a prenderli e portarli a lavare, a fare. No, la politica non c'entra niente, qua è solo un aiuto proprio personale che dà questa persona a questi ragazzi. La politica assolutamente non c'entra niente in questa situazione, zero assoluto. Solo umanità. Solo umanità e basta, non vuole nessuno. Quindi adesso come ti organizzi, Mirella? Adesso chiedo chi di loro vuole venire via direttamente e basta. 11 i migranti aiutati. Si tratta di alcuni dei senza tetto sgomberati dal Parco dal Negro la scorsa settimana, gli stessi che per 2 notti di fila hanno dormito nei pressi di Casugana. Nel corso della giornata sono stati intercettati anche quelli che al momento dell'arrivo di Mirella si trovavano al lavoro. Come passaggio intermedio la sede dell'associazione al Sant'Artemio, dove hanno potuto prendere dei vestiti e delle scarpe. Mirella, grazie signora questa che siamo un po' felici, così laviamo, cambiamo, guarda lì i vestiti. Non è una vita questa. Non è vita. Sono felice che devo andare a lavare, ma un posto, non è un posto. Tanto grazie mille per signora, che voi arrivo o chiama che c'è lavoro, tu vieni. Grazie, tanto grazie. Grazie Mirella, grazie Mirella. Quanti anni hai? E mi 20. 20 anni. Sì, 20 anni. Queste sono persone, sono creature che vanno aiutate. C'è questa persona che lavora, poi la porteremo anche a lavoro questa sera e poi domani mattina mi organizzerò con le associazioni di volontariato per andarli a prendere e vedere come fare. Intanto facciamo oggi e oggi adesso ragazzi andiamo a mangiare. Grazie. Ciao, ci vediamo dopo.